Eccoci, siamo fuori dall'ospedale di Cattinara con la comunità turca, con Massun qui con noi, uno di loro che sono venuti a portare generi alimentari e quant'altro per gli infermieri di Cattinara e per quelli che si stanno adoperando per questa emergenza. Buon pomeriggio, buongiorno, come sta andando? Come mai quest'idea? Allora, sta andando bene, l'idea abbiamo la comunità turca a Trieste, da un paio di giorni che siamo messi insieme, abbiamo fatto un'organizzazione di offrire un pranzo ai personale sanitario che lavorano con Covid-19, di dare una mano e di farci ricordare che siamo sempre accanto di loro, e per questa cosa qua abbiamo fatto una organizzazione del genere. Abbiamo preparato anche un hashtag per il social network, di cui così magari altre culture possono aggiungerci con questo hashtag, possono contattarci direttamente di fare un'altra opportunità per fare un'altra organizzazione del genere. Noi abbiamo unito tutta la comunità turca qua a Trieste, abbiamo fatto un bel lavoro. Abbiamo messo anche Possiamo vedere dal baule, apriamo un attimo così ci mostrate cosa avete portato. Allora, qua dentro ci sono nei cartoni che abbiamo preparato, dentro nei sacchetti ci sono dei kebab, panini arrotolati, nelle scatole bianche ci sono 4 sacchetti da 16 di ciascuno, ma abbiamo messo mescolato di 2 di kebab arrotolati e panini. Nelle scatole grandi ci sono 25 kebab e che abbiamo messo 5 sacchetti con salvietto, tutto pronto dentro, che la restituiremo tra poco al pronto soccorso di Cattinara. Dopo aver finito qua raggiungeremo all'ospedale maggiore il pronto soccorso e distribuiremo anche là. Quindi doppia tappa, prima Cattinara, poi ospedale maggiore. Ovviamente saranno molto felici e molto grati per questa scelta, complimenti, perché comunque in questa emergenza chi si dimostra solidale ovviamente è doveroso di complimenti. Quindi voi adesso salite su per la rampa, distribuite tutto questo materiale e poi via verso il maggiore. Sì, facciamo praticamente così, adesso distribuiamo qua, dopo ci raggiungiamo al pronto soccorso del maggiore. Abbiamo già chiamato prima, abbiamo già parlato con il pronto soccorso della Cattinara. Siccome i reparti erano chiusi, ci hanno consigliato di venire direttamente all'entrata e distribuire là, e dopo il personale si occuperà per altri reparti. Molto bene. Vediamo che voi partite. Grazie, buona giornata. Come avete potuto vedere, Massun e i suoi colleghi sono stati pronti a rispondere a questa emergenza coronavirus, aiutando infermieri e dottori che sono in trincea in prima linea. Quindi adesso noi li vedremo salire e adoperarsi per andare dentro l'ospedale di Cattinara e per riuscire a portare questo sollievo, questa gioia, questi alimentari che ormai anche per l'ospedale e per chi ci lavora, che hanno poco tempo per poter andare a mangiare magari a fine turno, di conseguenza per loro è oro. Poi vedete anche lo striscione, grazie medici, infermieri, ci sono tante persone che vogliono aiutare in questo momento. Eccoli qui, stanno salendo le rampe, seconda macchina, terza macchina e via verso l'ospedale per portare cibo agli infermieri. Veramente un'azione encomiabile da parte della comunità turca, che si sente vicina a quella triestina e a quella italiana, per riuscire anche a dare un bel esempio. E qui lo striscione grazie medici e infermieri, che ancora una volta viene dimostrato da parte di tutta la comunità italiana, triestina e multietnica che caratterizza il capoluogo giuliano, quanto sia veramente unito il sentimento per tutti coloro che si stanno dando veramente da fare per aiutare il prossimo, in questo caso infermieri e medici in trincea in prima linea per combattere l'emergenza coronavirus.